Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Volterra in provincia di Pisa. Il comune si trova a 531 metri sul livello del mare e conta più di 10.000 abitanti. Tra i tanti riconoscimenti è anche bandiera arancione del Touring Club italiano. La città di Volterra è un vero museo a cielo aperto e ingloba tutti i periodi storici. Iniziamo dall'Etrusco, poi il Romano, il Medievale, il Rinascimento e giungiamo fino ai giorni nostri. L'itinerario della nostra puntata inizierà dalla centrale piazza dei Priori e scopriremo tutte le cose belle di Volterra, città orgogliosa. Volterra per me è la mia vita. Qui sono nato, siamo nel centro della Toscana, siamo quello che rappresentiamo nei secoli e quello che cerchiamo di rappresentare oggi con i nostri costumi storici, con quello che facciamo nelle rievocazioni medievali, e Volterra con questo cerca di rendersi bella e fruibile per tutti gli ospiti che la visitano. Volterra ha le sue mura che sono importanti, che risalgono agli Etruschi, però oggi i volterrani sono anche questo, vivono negli anni 2000 e hanno piacere di presentare una Volterra che viveva qualche secolo fa, ma che noi riproponiamo via via ai nostri turisti, ai nostri concittadini, per piacere di essere, per piacere di andare a ricercare le nostre origini anche se lontane. Benvenuti a Volterra, qua siamo nella sala del Maggior Consiglio, il palazzo comunale più antico di Toscana, quindi prima di Firenze, di Pisa, di Siena, nato nel 1200 e poi la costruzione completata successivamente, accoglie tuttora le sedute di consiglio comunale. Il Palazzo dei Priori ospita anche delle temporanee, in questo momento abbiamo rosso fiorentino, rosso vivo. Ecco, se si dovesse dire una particolarità, citare una particolarità di Volterra, appunto l'avere testimonianze importanti sia dell'epoca etrusca, dell'epoca romana, uno dei teatri romani meglio conservati. Dell'epoca medievale, per esempio questo palazzo, ma ci sono le mura medievali, le case torri. Per quanto riguarda l'epoca etrusca, che è proprio quella distintiva, sono famosissimi la Porta all'Arco, unica come esempio di arco etrusco assieme a quello di Perugia, le mura ciclopiche etrusche e l'Ombra della Sera, ecco quello che è il nostro simbolo che sta all'interno del Museo Guarnacci assieme all'Urna degli Sposi. Si devono andare a vedere sicuramente le fonti medievali che sono molto pregevoli, le fonti di D'Occiola, le fonti di San Felice. La Pinacoteca Civica che contiene dei dipinti preziosi e in particolar modo il capolavoro che è la deposizione del rosso fiorentino. Poi c'è il Museo Etrusco e l'Ecomuseo dell'Alabastro, ma gli alabastri si possono vedere da altre opere preziose anche nell'ottocentesco Palazzo Viti. C'è la nuova chiesa di San Giusto che è settecentesca e che si vede da ogni dove. Volterra ha spesso suscitato suggestioni da parte di letterati, di molti personaggi che hanno fatto la nostra storia. Le contrade sono contrade vive. Questi sono tutti aspetti importanti che fanno di Volterra una città vera.
gonfalone mostra un grifone che stringe il collo alla biscia. Questo è il simbolo della città di Volterra, poi il simbolo del popolo di Volterra è la croce rossa in campo bianco, e poi c'è il simbolo del comune con lo scudo bipartito rosso e bianco. La diocesi di Volterra ha origini antichissime, è un territorio molto vasto. Andiamo a conoscere il vescovo. C'è una tradizione alle spalle che è un po' la nostra gloria, il nostro vanto, la patria di San Lino, il secondo Papa, e poi tutta un'altra storia, diciamo, di cultura, di civiltà etrusca, romana, medievale. Alla fine siamo arrivati noi, ecco. Io e i vescovi e i miei predecessori ci troviamo a gestire questa diocesi molto grande, diffusa in 5 province, con distanze abbastanza consistenti, ma soprattutto con lunghi spazi vuoti, ecco, per cui tra un paese all'altro, una parrocchia all'altra, ci sono lunghe distanze. Però c'è il vantaggio che la quasi totalità del clero è del posto, quindi c'è molto attaccamento alla diocesi e molto senso di responsabilità. Abbiamo avuto un forte impegno catechetico. Oggi, nel giro di 30 anni, abbiamo formato un gruppo di catechisti molto validi. Un altro aspetto, diciamo, molto positivo è l'impegno della Caritas. Stiamo facendo il possibile e l'impossibile per l'assistenza a quelli che arrivano e che la prefettura o le prefetture ci affidano, ma anche un servizio di sostegno alle persone locali. E questo comporta un grande impegno. Diciamo, una prospettiva che si apre e sarebbe anche favorire un impegno liturgico di queste persone. Io sono convinto che come siamo riusciti ad avere un gruppo di catechisti consistenti, ad avere un gruppo di operatori Caritas consistenti e benemeriti, riusciremo anche ad avere un gruppo di persone capaci di animare la liturgia. La cattedrale è romanica, però nel 1580 è stato fatto questo soffitto ligneo per cui è stato rappresentato il centro, la colomba dello Spirito Santo, come irradiazione della santità. Tutto intorno i santi volterrani, che non sono pochi, e sono rappresentati come affacciati dal soffitto a guardare i fedeli volterrani. E i fedeli volterrani, quando vengono in cattedrale, guardano il paradiso, guardano i loro santi, e i santi dal cielo guardano su Volterra. Stemma ho voluto mettere questo richiamo a Maria perché la cattedrale di Volterra, come anche la mia cattedrale di origine di Pontremoli, sono dedicate a Santa Maria Assunta e il simbolo della Madonna Assunta è la luna sotto i suoi piedi, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi. A questo particolare si aggiunge che io sono nato in Lunigiana e la Lunigiana trae il nome da Luni, e in tutti i comuni della Lunigiana c'è la mezzaluna, per cui ho voluto ricordare il simbolo mariano e il simbolo originario della mia terra. Nella storia di Volterra possiamo vantare il contatto con diversi papi. San Lino, originario di Volterra, successore immediato di San Pietro, e poi ricordiamo anche San Leone Magno, ricordiamo il Papa il Beato Pio IX, che ha studiato a Volterra, e San Giovanni Paolo II, che è stato a Volterra il 23 settembre
1989, il giorno della festa di San Lino, e ha pranzato qui in Vescovado, si è riposato qui in Vescovado e si è affacciato dalla finestra nel pomeriggio per salutare i giovani di Volterra, i quali giovani erano venuti al mattino per partecipare alla messa e poi hanno avuto la bontà di fermarsi anche al pomeriggio per rendere questo omaggio al Papa. In tutte le chiese di Volterra, già nei secoli scorsi, c'era un'immagine dell'Immacolata. Appunto Pio IX ha studiato a Volterra qui per 7 anni, ha ricevuto la tonsura qui nella cappella del Vescovado. Qui abbiamo anche la domanda che Beato Pio IX ha fatto per ricevere la tonsura. E quindi giustamente possiamo dire che questa devozione all'Immacolata l'ha imparata qui, negli anni della sua gioventù. Il messaggio del pastore è di guardare alle cose che contano, la presenza sul territorio, il contatto fisico con le persone, lo stare in comunione con le persone. Io mi sforzo, per quanto è possibile, di partecipare tutti i mesi agli incontri del clero. Il Santo Padre, Papa Francesco, direbbe: cerchiamo la pastorale dei segni o la pastorale degli avvenimenti, non dei discorsi, dei proclami. Questo è quello che io mi propongo di fare. Non so in che misura ci riesco, però io sono convinto che la presenza fisica e il contatto fisico, anche con i preti prima di tutto, e poi con le persone, sia una carta vincente per la nostra pastorale attuale. Sull'esempio del Papa. In un palazzo storico di Volterra andiamo a scoprire i piatti della tradizione locale. A voi la gastronomia. Sono Aubrey Westinghouse, benvenuti in casa nostra, qui a Volterra. È una casa che è stata abitata dalla famiglia di mia madre da quasi 400 anni. Poi se vi chiedete come mai un signore con nome e cognome così anglofoni parli toscano, è perché in effetti sono il pronipote di George Westinghouse, l'inventore dei freni, ma per strane avventure, chiamiamole sentimentali, di mio padre che si innamorò di mia madre, venne a stare in Italia ed ecco quindi il ramo italiano Westinghouse. Con piacere vi accogliamo per presentare anche qui in casa nostra i prodotti tipici di Volterra che vedete qui sul tavolo e che sono stati preparati da alcune persone che sono esperte del settore, che producono e che hanno lavorato con tanta passione per offrire questa bella tavolata, dove trovate dai primi prodotti della terra come cereali, farro, orzo decorticato e poi a scendere alle schiacciate fatte logicamente e rigorosamente nel forno a legna, fino a prodotti animali come salumi insaccati, salame toscano, prosciutto, finocchiona. Vedete qui anche formaggi sia di latte vaccino che di latte ovino, quindi pecorini, fatti sia con il caglio animale che con il caglio vegetale, che naturalmente rispecchia le nuove tendenze di tipo vegetariano. Confetture varie, vini del territorio, olio, vin santo, poi sempre prodotti sia della fattoria di Vagli sia dell'agriturismo La Madonnina, per arrivare finalmente al grande lavoro delle signore che ci offrono la zuppa volterrana, le pappardelle al sugo di lepre, il sugo di lepre l'abbiamo così lo vedete meglio, la trippa anche lei rigorosamente alla volterrana e finalmente il famoso cinghiale alla volterrana che sarebbe poi il cinghiale in salmì. Fagioli che sono stati cotti nel forno a legna.
Sono lieto di presentarvi le persone che hanno fatto tutto ciò che voi avete visto, le autrici, la signora Daniela, la signora Marta, la signora Carla e infine mia moglie Francesca. Saremmo felici di potervi vedere qui a Volterra, per cui vi invitiamo di cuore, venite a visitare questa bellissima città, della quale abbiamo tentato di darvi un piccolo assaggio della sua gastronomia. Benvenuti nella sede dell'Accademia dei Sepolti, l'istituzione culturale più antica della nostra città di Volterra. L'Accademia venne infatti fondata nel 1597 da 4 giovani appartenenti a nobili famiglie della nostra città, i quali diedero avvio a una serie di conversazioni letterarie. E ancora oggi l'Accademia svolge un'attività importante nell'ambito della città di Volterra in ordine alla promozione di iniziative culturali, di studi e di ricerche relative a Volterra e al suo territorio sotto i più diversi profili. Questi 4 giovani che fondarono la nostra Accademia scelsero anche come stemma un ramo di scopa con alcuni bozzoli di bachi da seta, all'interno dei quali i bachi lavorano il loro filo per poi divenire farfalle, ed è questa infatti la filosofia che ispira la nostra Accademia, da qui il nome di Sepolti, cioè il lavorare, il far ricerca in maniera nascosta, non appariscente, per poi mettere a disposizione del grande pubblico i frutti di questa attività culturale. La nostra Accademia si pone sotto la protezione delle sante Attinia e Greciniana, 2 martiri volterrane vittime della ultima persecuzione di Diocleziano dell'Impero Romano nel 303 d.C. La sede della nostra Accademia si trova nell'antica torre dei Bonaguidi, un'antica famiglia volterrana, ed è pregevole anche per alcune opere che qui si conservano, come la bellissima Madonna dei primi del 400. Tra i soci che la nostra Accademia ha avuto l'onore di annoverare ricordiamo senz'altro Alessandro Manzoni, l'autore dei Promessi Sposi, del quale si conserva in questa nostra Accademia la lettera di accettazione quando a lui pervenne la nomina a socio dell'Accademia dei Sepolti. L'Accademia in modo particolare sta collaborando con la diocesi di Volterra per l'organizzazione dell'evento giubilare della nostra cattedrale, consacrata il 20 maggio del 1120 da Papa Callisto II. Nel 2020 celebrerà il 9° centenario da questa dedicazione. E speriamo di poter offrire le opere d'arte conservate all'interno della nostra bellissima cattedrale, rinnovate e ancor più belle di quel che sono. Pensiamo alla magnifica deposizione lignea del 1228, al pulpito con formelle duecentesche, per arrivare a opere contemporanee come il rosone di Mino Rosi, nostro accademico, fra l'altro realizzato nel 1989 in occasione della visita di San Giovanni Paolo II qui a Volterra. Volterra è anche conosciuta fin dall'antichità come la città dell'alabastro. Andiamo a trovare il signor Piero nel suo prezioso laboratorio.
Quando si parla di Volterra si pensa all'alabastro. Questa pietra è famosa perché fu lavorata dagli Etruschi, i quali la usarono per la fabbricazione delle urne cinerarie, delle quali se ne conserva molte nel nostro museo etrusco Guarnacci. La lavorazione dell'alabastro è una cultura della città. Volterra, nel cuore della Toscana, richiama turisti da tutto il mondo perché i turisti visitano la città dal punto di vista storico e la possono ammirare dal punto di vista artigianale, e noi ospitiamo i turisti, siano essi singoli o gruppi, per far vedere le tradizionali lavorazioni. La pietra è più tenera del marmo, si trova nelle nostre miniere nel territorio volterrano come delle gigantesche patate. La pietra è un solfato di calcio con 2 molecole d'acqua, si è formata milioni di anni fa, allorché le acque marine si sono ritirate e si sono formati questi bacini all'interno dei quali il sale si è solidificato e si sono formati questi ovuli di alabastro che sono la ricchezza di Volterra, perché l'artigianato di Volterra ancora oggi è un importante fattore della città dal punto di vista economico. Facciamo esportazione in tutto il mondo, vendiamo in Europa e in paesi extraeuropei. Io sono stato spesso all'estero, ho viaggiato mezzo mondo, dalla Germania agli Stati Uniti, dagli Stati Uniti in Giappone, ho partecipato a moltissime manifestazioni fieristiche e quindi ho seguito come titolare di questa azienda anche il commercio di esportazione. Sono legato a questa tradizione, quindi io raccomando di venire a Volterra, città della Toscana in Italia, che ha un'attività di tradizione artigianale tra le più antiche di questo mondo. La Volterra dei gruppi storici è scesa in piazza per Borghi d'Italia. Andiamo a conoscerli con una rappresentante dell'associazione Pro Volterra. Tra le associazioni più rappresentative della città di Volterra possiamo partire tranquillamente dalle contrade. Fin dal 1200 abbiamo delle tracce sulla loro presenza nella città ed erano ben più numerose di quelle che abbiamo attualmente, tanto numerose che già nell'antichità furono ridotte. Attualmente sono 8 le contrade della città di Volterra. La manifestazione principale delle contrade della città di Volterra è il Tiro del Cero, che si svolge sempre il 2 di giugno di ogni anno, dove le 8 squadre delle contrade si sfidano tirando appunto un macchinario un po' ingegnoso sulla cui sommità abbiamo un cero. Il vincitore si aggiudica appunto il cero finemente decorato ogni anno da artisti volterrani diversi. Il Palio del Cero affonda le proprie radici in antiche tradizioni della città volterrana, quando era consuetudine da parte delle contrade raccogliere una certa quantità di cera da donare al patrono della città, San Giusto. Oltre alle contrade, un altro gruppo molto rappresentativo è quello del gruppo storico Sbandieratori della città di Volterra. La loro presenza si attesta già nel 1406, allorché dopo la caduta di Pisa per mano dei fiorentini, i volterrani, allora alleati di Firenze, scesero in piazza per far festa per questo evento. Il loro palio è l'Astiludio, che si svolge la prima domenica del mese di settembre. Quest'anno sarà anticipato all'ultima domenica di agosto, ma non meno suggestiva è anche l'omaggio di primavera, che gli sbandieratori sono ormai consueti regalare alla città di Volterra ogni lunedì di Pasqua. Volterra nel Medioevo era anche famosa proprio per i suoi balestrieri, che si sono distinti in numerose e importanti battaglie dell'epoca. Ut Armentur Balistari è il loro palio, un palio che si svolge il 2 di giugno. Un'altra significativa presenza della città di Volterra sono i Cavalieri del Tau.
La Volterra etrusca è ben rappresentata all'interno del Museo Etrusco Guarnacci. La parola al direttore. Ci troviamo all'interno del Museo Etrusco Guarnacci, uno dei musei pubblici più antichi d'Europa e una delle collezioni archeologiche di reperti etruschi tra le più importanti che esista al mondo. Primo fra tutti la notissima Ombra della Sera, un bronzetto allungato di 57 cm di un fanciullo dallo sguardo enigmatico e così affascinante che è conosciuto appunto in tutto il mondo. Gli altri capolavori del museo che sono qui conservati, altrettanto importanti, sono il coperchio dell'urna degli sposi, e le numerose urne cinerarie ellenistiche in tufo e in alabastro di Volterra, che sono un po' l'emblema della ricchezza e della straordinaria capacità artistica degli artigiani della Volterra etrusca ellenistica. Insieme alle urne che rappresentano delle vere e proprie gallerie d'arte interne alle necropoli, sono stati trovati numerosissimi reperti, la ceramica vernice nera volterrana, numerosi bronzi, alcuni appunto proprio di fabbricazione volterrana, e all'interno del museo si conservano anche alcuni reperti provenienti dall'Acropoli, dove si trovava un grande santuario che ebbe il suo massimo splendore anche quello in età ellenistica. Il museo è strutturato su 3 piani, ha un percorso parzialmente cronologico, inizia con l'età villanoviana, che è poi anche l'origine della città di Volterra, già dal X secolo a.C. Al pian terreno si trova anche addirittura uno scavo archeologico in cui si vedono delle strutture del III secolo a.C. Il percorso cronologico continua al pian terreno con uno dei monumenti arcaici più importanti dell'Etruria, cioè la stele di Avile Tite. Il percorso poi prosegue con le urne esposte qui dalla fine dell'Ottocento. Mentre invece al secondo piano abbiamo una visione più analitica, diciamo, del mondo ellenistico etrusco di Volterra, con alcune ricostruzioni anche di tombe e con alcune sale in cui possiamo vedere anche la monetazione di Volterra e anche le produzioni vascolari con le notissime chelebai dipinte in figure rosse di Volterra. Quindi avete visto, Volterra è piena di opportunità, di spettacolo e di manifestazioni, venite a trovarci. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Viva Volterra, viva l'Italia, ciao e viaggiate in sicurezza!